Ciao ragazzi, quelli che state vedendo sono i ragazzi di Isola Young che si stanno preparando per dar vita a un qualcosa di grandioso destinato a rimanere a lungo nella loro memoria, ma perché no, anche nella nostra e nella vostra, se parteciperete a quello che stanno allestendo. Siamo a Isola della Scala, c'entra il paiolo e c'entrano i mestoloni, le palle di legno, perché questo è l'occorrente sostanza insieme al riso Vialone Nano Veronese GP, insieme alla marrone di OCG e insieme al formaggio Monte Veronese DOP per creare un evento destinato ad avere una forte risonanza a livello internazionale. Sì, sarà un risotto perché siamo a Isola della Scala, che verrà cucinato il 24 aprile in occasione dell'apertura di Risosteria 2025 proprio qui al Palarisi. Ma sarà un risotto destinato anche questo a lasciare il segno. Perché? Perché i ragazzi di Isola Young, cucinandolo con Amarone e Monte Veronese, tenteranno di entrare nel World Guinness Record, valorizzando così al massimo livello queste tre eccellenze dell'agroalimentare veronese e saranno proprio loro, i giovani under 23, a realizzarlo. Ma in cosa consiste esattamente questo record? Il record consisterà nel cucinare 70 kg di riso in un solo paiolo, cucinarlo, venderlo e distribuirlo in un'ora. Quindi bisognerà coinvolgere tanta gente? Sì, abbiamo bisogno, un appello che facciamo adesso in diretta, 1050 persone che acquisteranno le porzioni di riso. Il prezzo? Noi abbiamo messo un prezzo simbolico anche per dare un valore all'impresa che faremo. Il costo sarà di 3 euro. Tutto è già pronto, Antonio? Sì, diciamo che siamo partiti 3 mesi fa per poter poi spoilerare questa notizia. I ragazzi di Isola Young, la valorizzazione per l'ottenimento di questo Guinness World Record è che verrà fatto dai ragazzi dell'associazione Isola Young, cioè ragazzi di età compresa dai 17 ai 23 anni. Che cucineranno anche? Faranno tutto loro, sì. Gli ingredienti per il risotto, da dove arrivano? Allora, gli ingredienti per il Guinness World Record saranno il riso IGP Vialone Nano Veronese, che è il nostro prodotto principe che sfoggiamo in tutto il mondo. Poi ci sarà l'amarone che rappresenta il vino e ci verrà fornito da Redoro. E poi ci sarà il Monte Veronese DOP che ci verrà fornito dal consorzio. Tutte eccellenze del territorio conosciute a livello mondiale. C'è un aspetto a cui Antonio tiene particolarmente ed è un aspetto che trascende l'enorme impatto mediatico che questo evento inevitabilmente sarà in grado di creare, ovvero la capacità di creare gruppo, sinergia, amicizia intorno a questo prestigioso evento. E questo perché? Perché grazie a lui si è creato proprio questo coinvolgimento di giovani, alla fine sono circa un centinaio i giovani di Isola Young, ognuno dei quali ha una propria mansione specifica a Risosterie. Ci sarà chi cura gli eventi, chi cura l'allestimento, chi cura la cassa, la distribuzione del risotto, insomma ognuno avrà il proprio compito e faranno tutto loro anche per il World Guinness Record. In tutto questo io ci vedo una forte sensibilità sociale che merita sicuramente una grande considerazione. Ma cucineranno anche i ragazzi? Sì, tutti i ragazzi di Isola Young proveranno l'impresa, sia nel cucinarlo, sia nel distribuirlo e anche nel venderlo. Il record sarà approvato completamente dai ragazzi di Isola Young, anche perché all'interno dell'associazione Isola Young ci sono dei figli d'arte, quindi porteranno avanti anche la passione dei nonni, dei papà e avanti con le tradizioni che alla fine questo è l'obiettivo che ci poniamo, portare avanti le tradizioni rendendo protagonisti i giovani. E la cosa bella che io ho tantissimo riscontro partecipativo da parte dei ragazzi, e questa è proprio l'energia che ci sta facendo arrivare a giocarci un'impresa mondiale che è il Guinness World Record. E poi c'è lui, c'è Antonio, consigliere comunale, che questa associazione Isola Young l'ha fortemente voluta e trovando nella modalità festaiola, chiamiamola così ma in senso costruttivo,
la chiave di volta per coinvolgerli questi ragazzi. E sono veramente tante le iniziative che ormai hanno messo in piedi. Non solo Risosterie, per esempio, che è arrivata ormai la sua terza edizione, poi c'è stata ad esempio la festa di fine anno con migliaia di persone che hanno affollato il Palarisi e vi garantisco che riempire una struttura del genere non è una cosa affatto semplice. Altre iniziative che stanno per arrivare, come la festa della pizza e dello sport i primi di giugno. Insomma, c'è un'attività portata avanti da Isola Young che fa ben sperare per la vitalità associativa e soprattutto delle manifestazioni di Isola della Scala. Ma tu, Antonio, voglio dire, hai la tua attività, sei un consigliere comunale, hai fondato questa associazione. Perché lo fai? Allora, diciamo che sì, io sono un amministratore comunale con delega agli eventi, ma ho una passione e un amore per il territorio che è smisurata. Io mi sento come un isolano, come se fossi nato a Isola, e diciamo questa mia passione la sto tramandando ai ragazzi, rendendoli protagonisti, perché poi dopo, alla fine, chi deve portare avanti queste passioni e tradizioni, nella fattispecie anche del Guinness World Record, sono proprio loro. Io credo che i ragazzi hanno proprio bisogno di essere impegnati, perché poi dopo il loro impegno si vede. Noi abbiamo fatto tanti eventi in un anno, l'associazione è nata nel novembre 2024, quindi a un anno abbiamo fatto tanti eventi e anche molto partecipati, quindi i ragazzi sono capaci e io li valorizzo rendendoli protagonisti e spero che loro siano fieri di me. Lo siete? Sì. Poco convinti. Dopo vi do la mancia, ragazzi. Ragazzi, guardate quanto sono belli i ragazzi di Isola Young, con il riso violonenano, l'Amarone e il Monte Veronese, pronti per affrontare la sfida del World Guinness Record con questo paiolo che sarà allestito appena qui fuori dal Palarisi. Oh, mi raccomando, giovedì 24 aprile a partire dalle ore 20. Ragazzi, che cosa rimane ancora da dire? Vi aspettiamo! Oh, segnatevi, mi raccomando, perché Grandi boomer. No, guardi, io sono Young. quello lì È lui quello un lì, boomer. quello lì è suo figlio. Detto tutto, 24 aprile, boomer o non boomer, siateci. Vi aspettiamo! Dobbiamo battere il record. Caspita.